statistiche, lei ha riscontrato che ci siano più casi di maschio piuttosto che femmine o solo paritetici? Se sono più sesso femminile o maschile, sono uguali. Uguali? Sì, sono uguali, non c'è nessuna differenza. Si sta un po' lavorando sull'individuare se ci sono delle predisposizioni genetiche e qui ci sono dei dati che hanno con qualche significatività, però indipendentemente, soprattutto sulla madre. Ovviamente noi sappiamo che l'età media anche questo è un dato Istat, l'età media delle primipare è molto cresciuta negli ultimi anni e il rischio di prematurità è molto più alto man mano che l'età aumenta, quindi in genere diciamo un utero un po' più vecchio porta più difficilmente a fare il latte, indipendentemente dal sesso del bambino, ma è un problema anche genetico della madre. Mi sento lo stesso. Durante il periodo Covid ho sentito che ci sono stati più parti prematuri. Me lo conferma questo? E questi parti prematuri hanno avuto queste specifiche manifestazioni di malattie rare? Allora, i dati Istat registrano un continuo trend, anche nel 2020 non vediamo dati nel 2021, dati nel 2020, un costante trend in diminuzione delle nascite e in aumento però che era partito, come ha visto nel 2008, erano i dati che riporta l'Istat. Dicevo, in diminuzione del numero e in un aumento del numero di prematuri, cioè la percentuale sale, ma non pare che sia strettamente dipendente da Covid. Grazie. Posso fare una domanda, posso chiederti una cosa? Allora, una delle problematiche, grazie e tanti complimenti per quello che c'è di queste terapie farmacologiche che dovrebbero sostituire nei bambini prematuri, e ripeto, un numero piuttosto alto, purtroppo, come vi ho accennato, nel nostro ambiente viene considerata con un brutto termine una patologia di nicchia. Io odio questo termine, ma in realtà di nicchia non lo è. Purtroppo sono tanti invece i bambini che dobbiamo andare a vedere, e proprio perché questo aumento della numerosità legata alla diminuzione dell'età gestazionale media comporta numeri veramente importanti. Queste terapie farmacologiche, secondo te, dato che agirebbero su degli ormoni che servono anche fisiologicamente per la crescita, possiamo in qualche modo capire se possono interferire sullo sviluppo cognitivo generale? Non so se mi sono spiegato, questa domanda forse è un po' particolare, ma siccome è una delle problematiche che abbiamo, è di capire se ci possono essere degli effetti collaterali sullo sviluppo, sul lungo termine, cioè facciamo benissimo all'inizio perché la malattia si ferma, ma il dubbio, il grande punto di domanda che io ho è: questi bambini però io gli blocco il VEGF che serve a tantissime altre cose positive, può questo interferire sullo sviluppo cognitivo globale? Come posso misurarlo? Una domanda molto difficile perché non c'è ancora tanta ricerca su questo argomento, per cui a questa domanda non so rispondere. Certamente noi sappiamo che ci sono dei farmaci che influenzano lo sviluppo e lì si deve trovare una bilancia costo-beneficio. Ad esempio, io ho molta esperienza per i farmaci antiepilettici che sappiamo comunque agire sullo sviluppo, e lì si deve trovare un compromesso. A Ferrara stanno facendo i neonatologi una sperimentazione sul propranololo che agisce sull'angiogenesi, e questo non dovrebbe avere effetti dal punto di vista, mentre se agisci sui fattori di crescita ovviamente è ipotizzabile, quindi sì, non ti so dare una risposta, ma penso che sia una cosa che sia fondamentale studiare. Quello che posso dire per la mia esperienza è che oggi abbiamo dei mezzi per studiare questi aspetti anche precocemente, perché possiamo studiare
c'è tutto il lavoro di base, di ricerca, anch'io me ne sono un po' occupata, sui biomarcatori e sui marcatori elettrofisiologici che possono dare delle informazioni sulla connettività cerebrale anche molto precocemente, quindi andrebbe studiato e non so se ci siano studi sull'animale, certamente ci sono sui fattori di crescita e ci dicono che ha effetto, però non nelle dosi e nelle caratteristiche che usate voi. C'è da dire anche un'altra cosa, che voi li usate localmente, quindi la parte che va in circolo, che arriva a livello cerebrale, probabilmente è anche inferiore rispetto a quello che viene fatto quando si utilizzano dei farmaci che vuoi che vadano ad agire sul cervello. Sì, purtroppo questa era una cosa che temevamo, cioè introdurre una piccolissima quantità, stiamo parlando di un trentesimo, un quarantesimo di millilitro nell'occhio, non dovrebbe incidere dal punto di vista generale, invece si è visto che incide molto. Cioè la concentrazione di questi ormoni che servono per la crescita di tutti i tessuti si abbatte notevolmente a livello sistemico, con alcuni farmaci di più, con alcuni altri farmaci di meno. E da qui è nata appunto la preoccupazione per la domanda che ti ho fatto e che appunto, per quanto io ne sappia, non ha ancora una risposta, però significa capire qual è la sicurezza di queste terapie. Quindi magari sì, facciamo bene all'inizio sulla retinopatia, ma mentre quando io faccio il laser io mi dimentico del bambino, l'ho trattato, so che va benissimo, non succederà più niente all'occhio e non interferisco certo dal punto di vista dello suo sviluppo cognitivo, non ho la stessa certezza della sicurezza con questi farmaci. Sì, buongiorno. Alzati pure. Io sono la figlia della signora Teresa che ha la retinite. Volevo capire il passaggio ereditario della malattia, cioè la trasmissione ai figli e ai nipoti, alle generazioni future. Allora, sì, dal punto di vista ereditario le malattie sono definite o dominanti o recessive o X-linked o de novo. Dominante è una mutazione che se io ce l'ho ho la patologia, punto. Ed è una mutazione che basta avere soltanto in uno dei due geni che io ho. Ognuno di noi, questo è importante, deve sapere che abbiamo due copie, una che ho ricevuto da mamma e una che ho ricevuto da papà, ok? Siamo doppi da questo punto di vista, in genere siamo dei diploidi, ok? Avere praticamente due alleli, due copie, soltanto nelle dominanti è sufficiente che uno dei due sia praticamente mutato per avere la patologia. Però è chiaro che in questa condizione, quando io ho un figlio, io trasmetto nei miei spermatozoi o l'uno o l'altro, quindi 50% di probabilità di avere praticamente un figlio affetto. Questo è nelle dominanti. Questo ce lo dice il test genetico, quindi fare il test genetico non solo ti dice quale mutazione hai, ma ti dice anche come verrà trasmessa, le modalità di trasmissione. Dominante si dice dominante negativo, noi in italiano ce lo siamo perso, diciamo dominante, negative dominant, sono state descritte queste mutazioni, proprio perché la presenza di una mutazione va a inficiare anche la funzione dell'altra copia del gene, ok? Nelle malattie recessive invece ho che tutti e due gli alleli di quel gene, tutte e due le copie, devono essere mutate. Caspiterina, è molto improbabile. Una lo posso capire, ma che ho su 30.000 geni, quindi su 60.000 alleli, contandoli ad uno, la probabilità che io possa avere di quella coppia tutte e due KO è molto improbabile. Però purtroppo questo spesso succede tra i consanguinei. Io ho un matrimonio con mia cugina e deriviamo dallo stesso antenato, dallo stesso nonno, è probabile che abbiamo le stesse mutazioni. E questo cosa succede? Che se ho una situazione di questo tipo, quindi ho due alleli mutati, che probabilità ho io di fare figli affetti? Zero. Ma come? Com'è possibile? È perché mia moglie, do per scontato
che non sia una mia consanguinea. Quindi io trasmetterò, è vero che io trasmetterò nei miei spermatozoi per quell'allele sempre l'allele mutato, ma mia moglie devo sperare che non sia, che abbia sempre l'ovocita ovviamente normale. Quindi i nostri bambini saranno eterozigoti, si dice, cioè saranno portatori dell'allele mutato e dell'allele normale che viene da mia moglie, ma per le malattie recessive si è, in questo caso detto portatore sano, non si esplica la malattia. Ok? Quando però io sono, questo è il caso più frequente delle malattie recessive, quando io quindi so di avere praticamente la mutazione in omozigosi, quindi io sono un malato con la modalità della malattia recessiva, quindi di fatto io non ho, se mia moglie non è una mia parente, io non ho probabilità di trasmettere, pari a 0 di trasmettere. Ma le malattie recessive quando nascono quando invece io sono eterozigote, quindi portatore sano di quella mutazione. Non sapevo, potrei essere di almeno 8 differenti patologie, questo ci dice oggi la genetica. Potrei avere anche una mutazione della retinite pigmentosa e quindi sono portatore sano. La mia partner, mia moglie, potrebbe anche lei essere eterozigote per lo stesso gene in questione? Se succede, e purtroppo succede, abbiamo allora il 25% di casi di avere praticamente un figlio affetto. Queste sono brutte queste situazioni, perché il bambino nasce malato inaspettatamente. Nella situazione che avevo descritto prima, io ero malato, lo sapevo, non vedente, situazione recessiva. In questo caso la coppia non necessariamente sa praticamente della patologia. Abbiamo fatto le dominanti, abbiamo fatto le recessive. Le X-linked sono così definite quando la mutazione è in un gene che sta sul cromosoma X. Perché sono famose? Perché ovviamente le donne sono XX, hanno 2 cromosomi X, noi maschietti siamo XY. E quindi questo discorso cambia, siamo molto più svantaggiati noi maschietti, perché avendo per quei geni ne abbiamo una sola coppia, un solo allele. Quindi se ce l'ho mutato ho la malattia. Le donne invece sono avvantaggiate perché ne hanno 2 copie. Quindi per avere una X-linked con le donne affette deve essere soltanto, ma sono pochissime, devono essere soltanto quelle mutazioni dominanti che riguardano l'X. Quindi più frequentemente l'X-linked colpisce i maschietti. Quando si guarda l'albero genealogico si vede maschio, 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 capisci subito che è una X-linked. Le mutazioni de novo sono molto frequenti, o meglio, sono più frequenti di quanto si pensava. Sono mutazioni che compaiono, quindi che mamma e papà non hanno la mutazione, quindi c'è un tempo zero. Prima o poi questi errori, queste variazioni compaiono, e fatalità compaiono nel bambino. Sono quasi sempre dominanti, quindi una mutazione insorge, si analizza il bambino, si trova la mutazione, si fa il test, la segregazione familiare, si fa il test al papà negativo, si fa il test alla mamma, cioè non trovo la mutazione, si fa il test alla mamma non ha la mutazione, si fa il test di paternità, ovviamente per confermare quindi la certezza genetica della biologia, quindi che il figlio è loro. E quando è comparsa sta mutazione? E oggi la genetica ci dice che sono 2 i momenti, quindi viene anche definita spesso mutazione de novo o sporadica, quindi o durante la gravidanza, quindi perché sono eventi a rischio, perché durante la gravidanza sono numerosissime le divisioni cellulari e queste mutazioni compaiono quasi sempre come errori della duplicazione del DNA. Quando le cellule si dividono devono duplicare il proprio DNA, può capitare l'insorgenza. Oppure durante, nei maschietti, la spermatogenesi, cioè prende queste mutazioni dal momento che l'hotspot, il momento più delicato in cui possono insorgere sono le divisioni avvengono molto frequentemente nei maschietti durante la spermatogenesi, cioè quando noi produciamo spermatozoi. Tutte quelle divisioni che in maniera giornaliera avvengono rappresentano dei fattori purtroppo di rischio.
Nella donna invece la genetica ci insegna che avete una strategia di produzione di ovociti differente, siete molto più forti da questo punto di vista perché non dividete i vostri ovociti, avete una riserva ovarica da quando siete nate, ancora prima durante la gestazione, ma si completa una mitosi, una divisione meiotica che si completa, e se dovesse con l'invecchiamento sorbire qualcosa si hanno delle non disgiunzioni meiotiche che portano a malattie, quindi non a genetiche puntiformi ma cromosomiche, sindrome di Down, Klinefelter e quant'altro. Mi fermerei qua.